Una grande partita al Capannino tra Follonica e Tristano, alla fine è venuto fuori un pareggio. Sergio Silva, c'è più l'amarezza di essere stati rimontati o la soddisfazione insomma, di aver fermato una grande squadra come quella veneta? Ma non so risponderti, io penso che per quello che i ragazzi hanno fatto si poteva meritare qualcosa in più. Però anche loro hanno avuto occasioni buone come le nostre, una grandissima squadra si sapeva, quindi va bene così, possiamo dire va bene così. Chiedere qualcosa in più ai miei ragazzi penso che sarebbe impossibile, hanno fatto quasi tutto fatto bene, quando poi sono saliti loro con l'intensità abbiamo calato un po' e si vedeva un po' la stanchezza e commettere qualche errore in più, però ai ragazzi si può dire niente, hanno fatto penso una grandissima partita, è stato anche per chi vedeva una bella partita da vedere, senza colpi proibiti come dico io, quindi teniamo la prestazione perché è stata molto buona secondo me. Parlare di singoli è sempre difficile, però è chiaro, Davide Banini illumina le giocate. Sì, Davide sta bene, sta facendo bene, però io penso che si può parlare anche della squadra perché Leo ha parato molto bene, Nando, tutti, penso, oggi si è visto una squadra, non solo oggi, ma oggi si è visto una squadra perché senza una squadra come questa, perché è fatta anche di questi singoli, ma è una squadra come questa, penso non sarebbe possibile fare la partita che abbiamo fatto contro il campione d'Italia in carica, quindi complimento alla mia squadra. Prossimo match, derby a Grosseto, sconfitto proprio agli ultimi secondi a Valdagno. Ci penserò domani, ci penserò domani.